secondo sopralluogo per fare luce sugli ultimi istanti di vita di Alex Marangon toccherà ai vigili del fuoco ispezionare la scarpata sotto la terrazza dell'abbazia. La famiglia di Alex chiede di estendere test tossicologici e verifiche su tutti i partecipanti al rituale. Un nuovo appello a chi c'era arriva dal papà di Alex che dice la sua memoria merita risposte. Identificati i responsabili di un'aggressione brutale dei minorenni avvenuta a Noventa di Piave, si tratta di 5 ventenni, tra cui 4 trevigiani. 6 persone sono finite nei guai per gli attentati incendiari alle pizzerie d'Acuti messi a segno tra Cassola e Rosato. Gli inquirenti, il mandante e l'ex titolare dei locali. I motivi sarebbero di natura economica. È stato trovato morto Maurizio Contessotto, il pensionato 70enne scomparso da Macerata. L'allarme lanciato da un pescatore che ha visto il corpo galleggiare a San Donato. È stata presentata questa mattina a Vittorio Veneto la giunta della sindaca Mirella Bagliana, lavoro collegiale e coinvolgimento dei cittadini, ma anche delle minoranze. Breton annuncia 216 esuberi, la preoccupazione del sindacato dei metalmeccanici, FIOM, CGIL, chiediamo la cassa integrazione straordinaria e incendi all'esodo. Appuntamento da non perdere sabato 13 in diretta alle 8:45 sulle reti media nord-est per un importante centenario degli alpini che si celebra ad Asiago. Eccoci, il telegiornale di Treviso, buonasera, ben ritrovati in diretta. Partiamo ovviamente dall'abbazia di Vidoro. Domani secondo sopralluogo per fare luce su quanto può essere accaduto. La morte di Alex Marangon resta ancora un mistero. A questo sopralluogo questa volta però saranno presenti anche i vigili del fuoco. Guardiamo perché. Verranno imbragati e calati lungo la scarpata i vigili del fuoco che nelle prossime ore torneranno sui luoghi della morte di Alex Marangon per un nuovo sopralluogo. Torna infatti in campo l'ipotesi della caduta dalla terrazza dell'abbazia affacciata sul Piave, un volo fatale tra la vegetazione e le rocce. Non a caso gli operatori si concentreranno sull'eventuale presenza di rami o arbusti spezzati alla ricerca di quella che potrebbe essere stata una traiettoria di morte. Chiaro che lo scenario della caduta dal terrazzo, se confermato, non escluderebbe né un'aggressione avvenuta poco prima, né un'eventuale spinta, né tantomeno l'ipotesi di una fuga con Alex intento a scappare da qualcosa o qualcuno. La procura, ha ribadito Marco Martani, resta convinta dell'ipotesi più grave, quella dell'assassinio, ma non può escludere tutto il resto, soprattutto a seguito del primo sopralluogo, nel corso del quale non sono emersi elementi utili, né tracce di sangue, né la possibile arma del delitto. A parlare di un corpo martoriato resta l'autopsia eseguita venerdì scorso, il cranio parzialmente sfondato, le lesioni alla schiena, le tante costole rotte, incompatibili solo con una semplice caduta per quanto rovinosa. Altra partita, quella delle testimonianze. I contorni di cosa sia realmente accaduto nell'abbazia durante il rito sciamanico restano sfumati, per non dire liquidi. Se è vero che diversi partecipanti sono stati sentiti dai carabinieri, è altrettanto acclarato come i 2 curanderos colombiani, che pure sarebbero stati tra gli ultimi a vedere Alex in vita, se ne siano andati a ricerche in corso prima dell'arrivo delle forze dell'ordine all'alba di domenica 30 giugno. Entrambi si troverebbero all'estero, ma non essendo indagati sono cittadini come tutti gli altri. Un caso che è diventato un grattacapo, quello di Alex, che interroga lo stesso mondo forense trevigiano. Sicuramente è un caso veramente complicatissimo, non si capisce se il ragazzo sia stato ucciso, se non sia stato ucciso. Tra l'altro veniamo anche a scoprire, lo dico francamente, di un mondo che non conoscevamo. Chi mai avrebbe immaginato che anche nel nostro territorio ci fossero queste, come dire, incontri un po' così strani. E sullo sfondo di questi riti c'è il possibile uso di sostanze psicotrope non legali come l'ayahuasca appunto, ma non solo. Se ne verranno trovate tracce sul corpo del 25enne, non si può escludere l'ipotesi di un nuovo reato, quello di cessione di stupefacente, che però a sua volta non farebbe luce sul giallo della morte di Alex. La sua memoria merita risposta, sono le parole che il papà di Alex affida ai social.
Chiede accertamenti tossicologici su tutti i presenti al rito l'avvocato Nicodemo Gentile, che rappresenta la famiglia di Alex. Verifiche, dice il legale, che dovevano essere già fatte. L'uso di sostanze, questo è il punto, potrebbe aver alterato anche il ricordo e la genuinità delle dichiarazioni finora rilasciate da chi ha partecipato a quel raduno di musica e terapia alla presenza dei due curanderos. Finora il guru Andrea Zuin, organizzatore dell'evento, ha parlato di tisane depurative. I curandero hanno delle medicine che si chiamano purghe e servono proprio per pulirti fisicamente. Ovviamente quando ti pulisci fisicamente c'è una reazione anche emotiva, perché è come se rilasciassi qualcosa, ma è tutto in nome della pace, della soluzione dei problemi, non della creazione, non di certo nella stimolazione di un assassino, non di certo nella stimolazione di una rabbia. Non solo, a poche ore dal nuovo sopralluogo sulla scarpata adiacente all'abbazia, il legale della famiglia ribadisce di non credere all'ipotesi di caduta accidentale e a maggior ragione volontaria. Più che buttarsi, è stato lanciato da un terrapieno l'ipotesi di Gentile, cui si aggiungono le parole del papà di Alex, Luca, che in un post pubblicato nelle scorse ore sui social è ritornato a lanciare un appello a chi c'era. Ogni dettaglio può essere importante, dice Luca Marangon, che descrive il figlio come un ragazzo pieno di voglia di vivere e generoso, che si fidava degli altri, forse troppo ingenuo. Insomma, per la famiglia qualcuno almeno ha visto e sa qualcosa, anche indirettamente. Dall'abbazia finora la voce più chiara è stata quella dello stesso Zuin. Io in cuor mio sono sicuro e ho fede che i presenti in quel cerchio non sono responsabili. 6 persone, compresi 2 trevigiani, 2 veneziani, sono finiti nei guai per attentati incendiari alle pizzerie d'Acuti, messi a segno tra gennaio e febbraio a Cassola e Rosà. Per gli inquirenti il mandante sarebbe l'ex titolare dei locali. Avrebbe assoldato un uomo per organizzare 3 attentati incendiari ai danni di 2 pizzerie di Rosà e Cassola, come forma di ritorsione nei confronti degli attuali gestori ai quali aveva ceduto l'attività con un contratto di subaffitto d'azienda. Il rapporto era sfociato in disaccordi di natura economica e quindi il 61enne di Bassano, finito nel mirino dei carabinieri, avrebbe deciso di affidare a un coetaneo croato, residente in provincia di Treviso, l'organizzazione degli attentati incendiari che avevano colpito la pizzeria ristorante d'Acuti di Cassola e Villa d'Acuti a Rosà. Tutte le azioni erano avvenute a gennaio di quest'anno e secondo gli inquirenti sono state messe in atto dalla stessa mano, quella di un croato di 57 anni residente nel Pavese. L'uomo era stato accompagnato alle pizzerie da un 39enne serbo che vive a Mestre e da una 36enne trevigiana e in uno dei 2 blitz anche da un 31enne serbo già detenuto nella casa circondariale di Venezia per altri motivi. Le indagini sono proseguite per mesi e nelle scorse ore i carabinieri della compagnia di Bassano del Grappa hanno proceduto a dare esecuzione alle ordinanze di custodia cautelare emesse dal GIP del Tribunale di Vicenza su richiesta della locale procura. L'azione dei militari è scattata fra Padova, Pavia, Treviso e Venezia nei confronti delle 6 persone ritenute a vario titolo coinvolte nel triplo attentato incendiario. Per il 61enne bassanese ritenuto essere il mandante, per l'organizzatore e per l'autore materiale è scattata la custodia cautelare in carcere. Per gli altri sono stati disposti gli arresti domiciliari. Gli attentati incendiari, dei quali solo 2 riusciti effettivamente, avevano scosso il bassanese e creato enormi problemi ai gestori dei 2 locali. Villa d'Acuti infatti era stato reso inagibile dalle fiamme e i danni erano stati molto ingenti. Si allena nella pista da motocross e cade grave un 12enne trevigiano trasportato d'urgenza in elicottero all'ospedale San Bortolo di Vicenza. Il giovane, che si sta allenando su una pista ad Asiago, ha riportato una frattura al braccio destro, un forte trauma alla testa, all'addome e al torace. Nonostante la prognosi riservata e il trasferimento nel reparto di rianimazione, il ragazzo però non sembrerebbe in pericolo di vita. Confermate dalla Corte d'Appello le condanne per l'omicidio di Paolo Vai, ucciso a Vittorio Veneto, era il 2019. L'omicidio di Paolo Vai, il 57enne, ucciso nella sua casa Vittorio Veneto nella notte tra il 18 ed il 19 luglio del 2019. La Corte d'Appello di Venezia ha confermato le condanne a 24 anni per la 58enne Patrizia Armellin, compagna dell'uomo, e 16 anni per Angelica Cormaci, amica della donna, trasferitasi a vivere nella casa della coppia. La Cassazione a fine gennaio aveva rimandato il processo a Venezia, cancellando l'aggravante della premeditazione, ma la Corte d'Appello ha nuovamente riconosciuto
riconosciuto l'aggravante, ritenendo che il delitto sia stato pianificato, confermando quindi le condanne alle 2 donne. Ora il caso tornerà nuovamente in Cassazione. Paolo Vai, la notte del delitto, era stato prima colpito con un bastone, poi soffocato con un cuscino premuto sulla faccia dalle 2 donne che gli erano salite a cavalcioni sul torace, provocandone lo schiacciamento. Il movente sarebbe stato individuato nella polizza assicurativa sottoscritta da Vai, della quale Patrizia Armellin era beneficiaria. E poi c'è l'omicidio di Canizzano, è stato concesso il nulla osta per il funerale di Vincenza Saracino. Già domani, 12 luglio, potrebbe essere fissata la data delle esequie. Andiamo avanti con la baby gang di Noventa. Sono stati scoperti dai carabinieri della compagnia di San Donà responsabili di una brutale aggressione ai danni di diversi minorenni. Li hanno minacciati con un macete, poi hanno colpito 2 di loro con un taser artigianale, provocando lesioni a causa del suo malfunzionamento. Si tratta di un gruppo di ventenni, 1 di San Donà, 4 trevigiani. Lo scorso aprile hanno aggredito 4 minorenni a Noventa di Piave. Determinanti nelle indagini sono state le immagini del sistema di videosorveglianza che hanno permesso di ricostruire l'aggressione ed identificare tutti i sospettati. Lo scorso giugno la perquisizione in casa dei 5 è estesa, sulla base degli indizi acquisiti, anche ad un 33enne residente nel Trevigiano, fratello di uno degli indagati, che ha portato al sequestro di mezzo chilo di hashish e un bilancino di precisione. L'operazione condotta dai carabinieri di San Donà, con il supporto dei colleghi di Conegliano e del 4° battaglione di Mestre, hanno eseguito nei giorni scorsi un decreto di perquisizione nei confronti degli indagati emesso dalla Procura di Venezia. I 5 devono ora rispondere di lesioni personali aggravate e porto abusivo di armi in concorso. Arrestato e sottoposto al regime dei domiciliari per detenzione ai fini dello spaccio il fratello di uno di loro. Allarme lanciato da un pescatore che ha visto un corpo galleggiare sul Piave tra San Donà e Musile. Il corpo purtroppo è quello del 70enne di Maserata, di cui non si avevano più notizie da sabato scorso. E di Maurizio Contessotto, il 70enne di Maserata, di cui non si avevano più notizie da sabato scorso, il corpo senza vita recuperato dai vigili del fuoco lungo il Piave tra San Donà e Musile. L'allarme è stato lanciato attorno a mezzogiorno da un pescatore che aveva notato il corpo galleggiare sul fiume. I vigili del fuoco, intervenuti con l'elicottero, hanno calato un sommozzatore che ha vincolato la salma fino all'intervento dei colleghi di San Donà, intervenuti sul posto anche con un gommone. Il corpo dell'uomo è stato portato in località Passarella, dove è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria per il riconoscimento. Nei giorni successivi alla scomparsa erano stati lanciati appelli a chiunque potesse riferire informazioni utili ai fini delle ricerche del 70enne, che ora si sono drammaticamente concluse lungo il Piave. Ultimissima ora, vi facciamo vedere questa immagine. Siamo a Montebelluna, via Schiavonesca, Priula, all'altezza del civico 142, fuoriuscita autonoma di un furgone che così è finito nel fussato. Nell'uscire di strada il furgone è andato contro la muretta di una abitazione. L'automobilista è stato trasportato in ospedale in codice 2, le sue condizioni fortunatamente non sono gravi. Un altro incidente, probabilmente dovuto al caldo, è quello di un uomo che ha perso il controllo del trattore ed è finito contro una cisterna. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio a Brada di Piave, in via Vicinale Brugnotto. Lo sfortunato protagonista è un 83enne che è stato portato in ospedale in gravi condizioni ed è ricoverato nel reparto di terapia intensiva del Caffoncello. Si ipotizza che l'uomo possa essere stato colto da un malore dovuto al grande caldo di queste ore. Sul posto i carabinieri, il SUEM 118 con medico e infermieri. Temperature in rialzo dunque nelle prossime ore. Treviso con una massima di 35,7 gradi. Oggi è stata la città più calda di tutto il Veneto. Dal governatore del Veneto Luca Zaia è arrivato un appello alla solidarietà. Ha detto Zaia: aprite le porte delle vostre case ai vicini che non riescono a proteggersi dal caldo. Una fiammata di caldo è prevista per le prossime ore in tutto il Veneto. Le temperature già alte toccheranno i 38 gradi. La dichiarazione di allarme climatico per disagio fisico che riguarda gran parte della regione potrebbe essere prolungata anche nei prossimi giorni. Da qui il messaggio del presidente del Veneto ai cittadini Luca Zaia: l'invito ad essere comunità,
aprendo le porte di casa alle persone più fragili che non possono proteggersi dal caldo. Segnalare situazioni di disagio, persone sole, aprire le porte ai vicini e conoscenti, scrive Zaia, un atto di gentilezza ma anche di solidarietà. Per chi vive nelle zone affollate o isolate, continua, è importante verificare regolarmente le condizioni di anziani, persone fragili e chi è sottoposto a cure mediche debilitanti. Verona e Vicenza, le province più calde con punte di 35 gradi nella giornata di oggi. Intanto c'è l'allerta meteo nelle zone montane per le prossime ore. Il bollettino meteo di ARPAV prevede possibili fenomeni temporaleschi anche intensi. Uno sguardo ai più fragili anche in tema di Covid, torniamo a parlarne purtroppo, più 25% di contagi in una sola settimana, colpa della nuova variante. Abbiamo ascoltato il virologo Fabrizio Pregliasco. In questo momento siamo in una situazione di rialzo, non macroscopico come appunto nelle prime ondate, ma purtroppo nuove varianti, in particolare una si chiama KP3 1.1. Un virus che fa meno paura, ma che ogni 4-6 mesi trova una nuova strada per aggirare il nostro sistema immunitario. Ha un nome, la nuova variante del Covid. I dati segnano un rialzo dei contagi, più 25% in una settimana, a confermarlo il virologo Fabrizio Pregliasco. Un virus che è immunoevasivo, cioè che riesce a schivare quell'immunità ibrida che noi ci siamo guadagnati, nel senso che ognuno di noi è venuto già in contatto col virus. Febbre, tosse, affaticamento, dolori muscolari, sintomi simili a quelli dell'influenza. Resta la perdita di gusto e olfatto, il minimo comune denominatore di quasi tutte le varianti e tratto distintivo di Covid. K3.1, sottovarianti di JN1, diffusa a partire dallo scorso dicembre. Variante contagiosa ma non aggressiva. I sintomi più gravi possono interessare malati cronici e pazienti immunodepressi. Non sono numeri pesanti, però purtroppo ogni settimana in Italia decedono ancora 20 persone. Il numero non fa le notizie del passato, sono persone anziane, fragili, con tante altre patologie, però avrebbero potuto vivere ancora se non avessero inciampato in questo virus. A conferma del consiglio di ricordarsi di indossare la mascherina in ambienti ospedalieri oppure quando si è in presenza di persone fragili per i quali il Covid ancora in futuro sarà un problema. E in questo senso il messaggio che volevo dare è nel prossimo autunno sarà necessario per le persone anziane e fragili eseguire una dose di richiamo col vaccino aggiornato JN1 e si potrà cogliere l'occasione di eseguire contemporaneamente nella stessa seduta 2 iniezioni per proteggersi dall'influenza e per proteggerci dal Covid. Di sanità continuiamo a parlare, liste d'attesa, questo è il tema. Vi raccontiamo la storia di Lucia e Roberto, una risonanza urgente da fare, ma dopo 6 mesi siamo ancora senza appuntamento, li abbiamo ascoltati. L'impegnativa era entro 30 giorni, porta la data del 1 febbraio 2024. Ad oggi noi stiamo ancora aspettando l'appuntamento, la data dell'appuntamento. Delle cellule tumorali alla prostata da tenere sotto controllo, biopsie e analisi annue, l'esito delle ultime con valori che destano sospetti. Per questo, su richiesta dell'urologo, una risonanza con e senza contrasto da svolgere con priorità entro 30 giorni dall'emissione della ricetta. È il caso denunciato da Lucia, moglie di Roberto, 66 anni, che da tempo cerca di monitorare lo stato delle cellule tumorali riscontrate ormai qualche anno fa. Siccome questo appuntamento non te lo dà il CUP, te lo dà la radiologia, sono stata in radiologia e gli ho fatto presente. Sono andati a cercare la cartella. Ah sì signora, abbiamo trovato la cartella, questa è stata la risposta. E dico, ma voi avete visto che nell'impegnativa era segnato entro 30 giorni? Sì signora, ma questi sono i tempi, queste sono le disposizioni. Se l'impegnativa o il medico specifico richiede entro 30 giorni, credo che insomma ci sia un motivo. Apprensione e preoccupazione quella che Lucia e il marito Roberto vivono ormai da gennaio, momento in cui hanno ricevuto la notizia e il conseguente invito a svolgere al più presto una risonanza per verificare lo stato delle cellule tumorali e che ancora devono ricevere a 6 mesi di distanza la data dell'appuntamento. Situazione già vissuta anche dalla signora Lucia. Io addirittura dovrei fare una mammografia programmabile per novembre, data da un oncologo, e ho chiamato a gennaio, questo ancora, e
Me l'hanno programmata per aprile 2025. La gente che sta aspettando, che magari aspetta un responso che potrebbe essere anche brutto, ok? Cioè non è che si senta tanto bene, Messi da parte, tra parentesi, nel senso che parlano tanto di prevenzione, ma se questa è la prevenzione, cioè non so come fosse chi non fa prevenzione. Risponde il direttore generale dell'ULSS Francesco Benazzi, poi a seguire un passaggio anche da parte del segretario regionale del Partito Democratico del Veneto. Io mi scuso, stiamo prendendo in mano anche queste. Ricordo a tutti che proprio per l'edificio 29 stiamo facendo un trasferimento di tutte le tecnologie e che finiremo ovviamente a fine settembre. E cosa succede? Che stiamo lavorando con una sola macchina invece di 4, con un camion mobile, ma che sta poche ore, può fare pochi esami. La situazione dovrebbe tornare alla normalità con il mese di ottobre, all'origine dei pesanti ritardi che ha subito tutta la diagnostica delle risonanze magnetiche e lo spostamento delle macchine, rimaste così ferme almeno per un mese e mezzo perché sottoposte a riprogrammazione. Chiaramente andrò a verificare il caso in particolare in modo tale da poter dare con sicurezza a questo signore l'appuntamento. L'impegno del direttore generale Francesco Benazzi è prendere visione del caso per dare una risposta immediata. Sul tema delle liste d'attesa oggi, con un ragionamento più ampio, è intervenuto anche il segretario regionale del Partito Democratico Andrea Martella, che ha rilanciato la proposta di legge presentata a Camera e Senato, la cui discussione sarà ricalendarizzata la prossima settimana. Quello che noi diciamo anche a livello nazionale è che ci vuole un investimento superiore in spesa sanitaria in rapporto al PIL, portandolo fino al 7,5%, e questo deve servire per un piano straordinario di assunzione di medici e di infermieri che devono rimanere nel pubblico perché incentivati anche a farlo, e per un piano in grado di smaltire le liste d'attesa che, come ho detto, sono ancora lunghissime se non infinite. Pochi secondi di pubblicità tra poco con le notizie di Treviso e provincia. Il telegiornale di Treviso ancora, buonasera, ben ritrovati. Ripartiamo dalla crisi della Breton SPA, sono oltre 200 gli esuberi, servono incentivi all'esodo, così dicono i sindacati. Vediamo. Un numero dichiarato di 216 su un totale di 832 dipendenti. Preoccupazione da parte del sindacato di metalmeccanici per l'impatto della crisi aziendale della Breton SPA, che ha annunciato oltre 200 esuberi. Azienda che opera nel settore dell'industria metalmeccanica e figura tra i leader mondiali nella progettazione e produzione di macchine e impianti per la pietra naturale, composita e non solo. Una situazione industriale complicata, fanno sapere dal sindacato, data dal contesto macroeconomico e geopolitico che ha generato un calo di ordinativi, quindi di fatturato. Aperto il dialogo con l'azienda. Stiamo parlando di cassa integrazione straordinaria con ovviamente un percorso anche dei licenziamenti che parte appunto dal presupposto che ci siano delle incentivazioni in base ovviamente all'età anagrafica dei lavoratori e soprattutto anche alla condizione tale che ci sia da parte dell'impresa e da parte anche della Regione un interessamento rispetto alle politiche attive per poi provare a rimettere in pista ovviamente chi oggi perde il posto di lavoro. 198 gli esuberi alla sede Breton di Castello di Godego e 18 a Vedelago, su un totale di 832 dipendenti totali. Circa un dipendente su 4 dunque è in esubero. L'azienda sta rispondendo ovviamente con la consapevolezza che un numero così alto di esuberi ha una caduta importante e negativa sul territorio, ma si sta provando a mettere a fuoco tutte le condizioni tali per provare a garantire la sostenibilità all'impresa e non solo, ovviamente anche la sostenibilità a quelle persone che perderanno il posto di lavoro. Siamo a Vittorio Veneto con la politica, questa mattina presentata la nuova giunta comunale della sindaca Bagliana, lavoro collegiale e coinvolgimento dei cittadini ma anche delle minoranze. L'ascoltiamo. È una squadra importante, molto competitiva, con grande professionalità e grande entusiasmo nel lavoro che stiamo iniziando a fare.
Tra volti nuovi e new entry è stata presentata la nuova giunta di Vittorio Veneto, parità di genere nella squadra di Mirella Bagliana con 3 uomini e 3 donne, sindaca compresa. Vice sindaco Marco Dus, 41 anni, sposato, un bimbo ed un secondo in arrivo, a lui le deleghe a territorio, ambiente e innovazione digitale. Laura Ceccariri, 52 anni, 2 figli, si occuperà del sociale con le deleghe alla città solidale, inclusiva e famiglia. A Giulio De Antoni, 75 anni, già sindaco e assessore di Malborghetto Valbruna, Udine, suo paese d'origine, le deleghe ai lavori pubblici, bilancio e tributi, personale, verde pubblico e decoro urbano. Barbara Denardi, già assessora 5 anni fa della Giunta Tonon, torna ad amministrare la città con le deleghe al patrimonio, innovazione per l'abitare e turismo. La prossima settimana verranno conferite le deleghe a cultura e scuola a Enrico Padoan, 39 anni, docente universitario. Una giunta che lavorerà in maniera collegiale con il coinvolgimento diretto dei cittadini, ma anche delle minoranze, ribadisce la sindaca, che ha tenuto per sé diverse deleghe dal commercio alle attività produttive, dalla polizia locale alla sicurezza. Noi cercheremo di affrontarlo da 2 punti di vista: l'aspetto prettamente della sicurezza, quindi quello che è la presenza nel territorio delle forze dell'ordine, della polizia municipale, ma anche sotto l'aspetto sociale, quindi saranno attenzionati anche quei casi di disagio sia giovanili che di età adulta che potrebbero preannunciare un risvolto difficoltoso in termini appunto di sicurezza. Ascoltiamo oggi i primi 2 assessori, domani vi proporremo gli altri 2, Marco Dus e Giulio De Antoni, dall'ex Carnielli a Villa Papadopoli alle piscine comunali. Tanti progetti. Un ambiente di grande pregio da preservare e rilanciare, quello del comune di Vittorio Veneto. Il vice sindaco Marco Dus si occuperà anche di ambiente, da ben presenti anche quelle che sono le criticità, a partire dall'annosa questione dell'area ex Carnielli, sulla quale annuncia fin da subito il proprio impegno. Sì, un'area privata, diciamo che ho la fortuna di ereditare una cosa che avevo lasciato 5 anni fa fondamentalmente, sulla quale avevamo iniziato un primo percorso di importante rinnovamento e rigenerazione urbana che si è stoppato e interrotto per alcuni anni e che adesso appunto va assolutamente ripreso con una collaborazione fattiva con il privato, un privato che è molto collaborativo e con il quale sono sicuro riusciremo a lavorare alacremente. E ad attendere la nuova amministrazione ci sono anche importanti progetti, alcuni già avviati per 10 milioni di euro, altri da affrontare ex novo. Ce ne sono tanti, ma i 2 più importanti sono sicuramente la nuova piscina a Vittorio Veneto, una piscina che è stata realizzata più di 50 anni fa e che merita assolutamente una nuova struttura. Altri sogni sono sicuramente il Parco Papadopoli, che è un argomento che da anni è in discussione. Io penso che si possa cominciare a lavorare sia per portare la biblioteca in questo complesso, sia anche per trovare una soluzione, magari con un accordo pubblico-privato, per realizzare una struttura che potrebbe essere anche in parte a servizio della zona industriale. Parliamo ora di penne nere e gli alpini, c'è un appuntamento da non perdere sabato a partire dalle 8:45 per il centenario della sezione di Asiago, la lunga diretta della nostra emittente. Alpini e Media Nord-Est, un binomio inscindibile. Anche in occasione del centenario della sezione Monte Ortigara e dei gruppi alpini di Asiago e Gallio, le nostre telecamere e i nostri microfoni vi racconteranno sfilamento, cerimonie, testimonianze delle celebrazioni previste in diretta sabato mattina dalle 8:45. Questo è il periodo dei centenari. Dopo il centenario dell'associazione nel 19, le sezioni storiche ovviamente che sono costituite nei 5-6 anni successivi, festeggiano il loro centenario. Tra questi ovviamente la sezione di Asiago, direi che è una sezione storica per eccellenza, legata ovviamente a un monte per noi sacro che è il Monte Ortigara, per cui sabato e domenica sarà una cerimonia e una festa doppia, il sabato per i 100 anni della sezione dei 2 gruppi, la domenica come al solito il pellegrinaggio al Monte Ortigara, che è veramente il nostro punto di memoria, il nostro punto di incontro e anche il momento
appunto per ribadire come sempre la validità dei nostri valori e della nostra identità. L'Associazione Nazionale Alpini è stata riconosciuta a pieno titolo nell'ambito del terzo settore grazie alle tantissime iniziative di volontariato. La nostra sintesi è questa: da un lato memoria, dall'altro solidarietà e aiuto soprattutto a chi ha bisogno. Lo abbiamo sempre fatto in questi 105 anni di storia dell'associazione, continueremo a farlo e appunto, come accennava lei, finalmente anche il Parlamento, e mi piace anche ricordarlo con nessun voto contrario, sia la Camera che il Senato, ha preso atto della specificità delle associazioni d'Arma, ma anche della loro forza all'interno del volontariato. Alla cerimonia di Asiago sarà presente anche il Laboro Nazionale degli Alpini. Memoria e valori li ritroveremo tutti nella diretta di questo sabato dalle 8:45. Ed ora gli alpini di Monfumo, dopo molti anni anche loro finalmente fanno parte dei tanti gruppi che coprono con le loro lapidi la chiesetta della Madonna del Monte Tomba. Per tutte le pene nere è uno dei santuari del ricordo. Questi sono i luoghi della storia e della memoria. Il Monte Tomba ha recitato pagine importanti della storia della Grande Guerra. Giovani mandati alla guerra e morti a causa sempre dell'uomo. Dimenticarli sarebbe come farli morire due volte. Ci sono luoghi della memoria che rimangono tali per l'impegno quotidiano di alcune persone, e per la chiesetta della Madonna e in genere per tutta l'area del ricordo del Monte Tomba queste persone sono gli alpini. Siamo tutti volontari, principalmente il gruppo Alpini di Cavaso insieme con gli amici degli Alpini, e negli ultimi anni abbiamo coinvolto anche altri gruppi che vogliono condividere con noi la storia e la memoria di queste zone, quindi siamo veramente una grande famiglia. Un po' perché l'hanno costruita loro nel 1959, molto perché chiunque passi lungo la strada per le Malghe e Cimagrappa abbia comunque un momento di silenzio e riflessione per la crudeltà della guerra che qui si espresse in tutta la sua malvagità. Anche con attività collaterali, come hanno fatto gli alpini del gruppo di Monfumo, autofinanziando viaggi della memoria per i bambini e i ragazzi della loro comunità. L'obiettivo era quello di insegnare ai ragazzi la storia, la vita, quello che è successo, la guerra e tante altre cose. Alpini di Monfumo che con altri gruppi si alternano sia nella manutenzione che nel decoro di questo luogo dove ogni oggetto è testimone della violenza umana quando non c'è dialogo. E da ieri, dopo tanti anni, anche loro appartengono alla lunga lista che copre l'esterno della chiesetta per un riconoscimento voluto da tutti gli altri gruppi che custodiscono questo santuario. Ci siamo accorti che mancava la scritta del gruppo Alpini di Monfumo e abbiamo pensato appunto di integrare. Una cerimonia semplice quella di domenica, ma dal profondo significato soprattutto per il futuro. Bisogna insegnare la storia. Bisogna insegnare la storia, e allora magari forse qualcuno può crescere anche meglio. Siamo alle notizie di Belluno e provincia. Partiamo con i risultati del mese delle polemiche, oltre 3.000 iscritti in un mese, una valutazione media più che positiva che equivale al raddoppio del numero dei passeggeri rispetto al servizio tradizionale. Dolomiti Bus fa il primo bilancio del servizio del trasporto a chiamata Trillo che va oltre le più rosee aspettative, ma il feedback degli utenti e dai commercianti dice l'esatto opposto. C'è tanta difficoltà, nonostante la Dolomiti Bus dichiari che c'è un giro notevole di 4.400, leggevo, cioè si fa bella, no. I numeri sono numeri ed è difficile confutarli, come altrettanto complicato risulta alla cronista sovvertire l'umore degli utenti che, impavidi nonostante l'età avanzata, ce la stanno mettendo tutta per abituarsi a Trillo, il servizio di trasporto a chiamata operativo da un mese. I dati sfornati da Dolomiti Bus sono trionfanti, ma gli effetti sul campo che stiamo documentando da 3 settimane cozzano con i commenti entusiasti della dirigenza. Io prima avevo un mio autobus, andavo tranquilla, io adesso non lo posso più fare. Quindi c'è un disagio diffuso? Diffuso, enorme. E Dolomiti Bus però afferma che tutto va bene? No, non va bene un cavolo, scusate il termine. Io ho 91 anni, queste povere vecchie anziane come me venivano a farsi la spesa perché giù non c'è niente, i figli sono magari a lavorare all'estero, chissà. E se restano senza niente, non è giusto. Se a me la mattina mia figlia mi telefona, mamma, il bambino che sta male da andare a prendere all'asilo, io sono
bloccata. Tutte le sere a telefonare, noi invece qua come fone, ma dai, telefono, dopo ti rispondono, non ti rispondono. Perché il problema resta sempre lo stesso, lunghe e estenuanti attese per prenotare al telefono la corsa che magari non passa. La signora di 91 anni ci porge il suo smartphone e proviamo a prenotare il suo rientro a casa a Borgo Pra. Il servizio è rapido, ma la corsa è disponibile solo alle 14:30 e l'orologio segna le 11:15. Siamo qua dalle 10:30, perciò già è un'ora quasi che siamo qua. Che cosa pensa di Trillo? È veramente una vergogna per gli anziani, per una sorella disabile che ho, che bisogna sempre aver qualcuno che sa dietro. C'è un'anziana di 90 anni che si fa le scalette per venire in piazza chiaramente quando può. È una cosa vergognosa per la città di Belluno. E poi il danno quantificabile patito dai commercianti esclusi dalla riorganizzazione del servizio, che hanno notato con preoccupazione il drastico calo della clientela. All'AEO lo si nota a vista d'occhio e la conferma arriva dalla responsabile del punto vendita. Non va meglio all'ortofrutta in Piazza delle Erbe. In effetti io ho dei clienti che non vengono più in centro perché o se riescono ad arrivare in centro non riescono a ritornare a casa perché bisogna prenotare la chiamata almeno 2 ore prima, però gli danno un lasso di tempo troppo largo. Il calo è stato, come dicevamo, del 30%, insomma, tutti ci siamo accorti, comunque indistintamente. Le attività sono qua da anni e qualcosa capiscono, nel senso che poi ben venga qualche novità, ma deve essere studiata in modo di non arrecare danno a nessuno. Intanto, perlomeno per studenti e famiglie, oggi è arrivata la notizia della conferma di Investiscuola anche per il prossimo anno scolastico. Provincia e Consorzio BIM Piave con il contributo di Dolomiti Bus hanno trovato la copertura finanziaria necessaria a garantire la misura di sostegno agli studenti per il trasporto pubblico locale. Si tratta di 1.100.000 euro che serviranno per gli abbonamenti del bus a prezzo calmierato. Un progetto che supporta le famiglie ma che ha anche importanti ricadute sociali, dato che favorisce l'inclusione e l'uguaglianza a tutti gli studenti delle scuole della provincia di Belluno. Bocche cucite invece sul futuro della governance della Fondazione Teatri delle Dolomiti. Nel pomeriggio il colloquio vis-à-vis tra il presidente dimissionario Ferigutti e il sindaco De Pellegrin. L'Unione Comunale del PD incalza l'amministrazione. Quale destino si vuole dare alla città di Belluno? Attorno alle 15 Massimo Ferigutti, presidente dimissionario della Fondazione Teatri delle Dolomiti, ha varcato il portone di Palazzo Rosso per l'atteso incontro vis-à-vis con il sindaco De Pellegrin, ma non ha proferito alcunché sul suo futuro. Sono davvero irrevocabili le sue dimissioni? Gli abbiamo domandato. Vedremo la sua risposta. Futuro semplice, il tempo del verbo, che lascia intendere come la partita non si sia ancora del tutto conclusa. A una settimana dall'affondo di Ferigutti è cresciuta la preoccupazione sul futuro della fondazione e più in generale della cultura bellunese. Questo potrebbe essere l'ultimo esempio di un'amministrazione che non ha le idee chiare su che destino vuole dare alla città di Belluno. Dal nostro punto di vista è anche legittimo chiedere questa chiarezza, poi a seconda di come si risolverà la vicenda, perché i cittadini devono sapere cosa sta accadendo. La Fondazione Teatri delle Dolomiti è stata al centro di polemiche e dibattito nell'ultimo anno e mezzo, cioè proprio dalla nomina del nuovo consiglio di gestione. Dissidi aspri con i soggetti residenti cui è stato ridotto il contributo annuale, volontà dichiarata di diventare organismo inclusivo, poi smentita dal progetto di portare nella residenza l'orchestra di Rovereto, un cartellone di spettacoli che si è fatto ricordare più per gli annullamenti delle date che per i successi, in mezzo la richiesta dei cittadini. Belluno ha un patrimonio artistico, culturale molto importante sia dal punto di vista architettonico e artistico sia dal punto di vista di quelle che sono poi le associazioni che ne operano, e il ruolo della fondazione ma soprattutto il ruolo del comune dovrebbe essere quello di agevolare tali enti, tali attori diciamo della città e di non ostacolarli come invece abbiamo visto è successo nell'ultimo anno. Per il segretario dell'Unione Comunale del PD serve una rifondazione culturale per il comune di Belluno. Un'identità precisa che si può sviluppare in due modi: uno trovando una nuova governance per quello che è il sistema della cultura Belluno e cercare di capire chi ha le responsabilità di fare cosa, e in secondo luogo andando a completare quelli che sono gli spazi della cultura. Abbiamo una serie di palazzi come l'Auditorium, la Crepadona e la stessa Chiesa dei Gesuiti che necessitano di essere completati. È vero, è uno sforzo economico e la coperta è corta, ma un'amministrazione deve fare delle scelte e dal nostro punto di vista la cultura è una scelta.
Doppio appuntamento esclusivo per gli appassionati di auto e aerei storici. 2 domeniche di fashion attendono i bellunesi e i turisti il 14 e il 21 luglio prossimi. All'aeroporto dell'Oro domenica prossima atterreranno la riproduzione del Caproni CA3 del 1913, primo bombardiere costruito in Italia, e lo Spad X3R, aereo utilizzato nella Prima Guerra Mondiale da Francesco Baracca. L'appuntamento è per le 11:30 la domenica successiva, in vista della 50ª edizione del Rally Alpe del Nevegal. Si svolgerà una gara in salita lungo il tracciato originale delle auto storiche del circolo bellunese Auto e Moto d'Epoca. A coronare i 2 appuntamenti, esposizioni ed una mostra fotografica. Con il circolo Auto e Moto d'Epoca collaborano alle iniziative la Fondazione Jonathan, il Circolo Ricreativo dei Vigili del Fuoco e l'Associazione Paracadutisti di Belluno. Con questa notizia ci fermiamo, grazie per essere stati in nostra compagnia, come sempre al termine c'è il meteo, le previsioni del tempo. Grazie per essere stati in nostra compagnia, arrivederci.